Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Agli arresti domiciliari il sindaco di Forza d'Agro, piccolo comune nel Messinese, è coinvolto in un'inchiesta su false residenze per inquinare le elezioni, insieme a 2 consiglieri comunali, oltre 60 gli indagati per associazione per delinquere. Palermo, truffa all'Unione Europea, indagati in 23 tra docenti universitari, ricercatori e imprenditori. Si allarga intanto l'inchiesta su mafia e appalti pubblici. Arrestato un altro funzionario regionale, Francesco Mangiapane. Per l'accusa ha intascato una tangente da 10.000 euro per un appalto a Castelvetrano. Severa considerazione al nostro TG del procuratore di Catania Curcio. La politica cerca i voti della mafia per gestire i flussi economici. La selezione della classe dirigente così è delegata alla magistratura che scova le mele marce. Donna trovata morta in casa a Palermo, i genitori della vittima chiamano in causa il marito che nega, è indagato per omicidio preterintenzionale. La procura ha disposto l'autopsia. Arriva l'emendamento Salva Ristori che sblocca gli aiuti in Sicilia per il dopo Arri e la frana di Niscemi. Restano le polemiche sui ritardi per i quali è stato chiamato in causa il governo. STM Catania, confermati 5 miliardi di investimenti fino al 2034, previste 2.000 nuove assunzioni di personale altamente qualificato nei prossimi anni. Il flop della nazionale di calcio, fallimento, disastro e un generalizzato tutti a casa. Il day after di Bosnia Italia è un concentrato di rabbia e frustrazione anche dalle nostre parti. Calcio, il Catania cerca la matematica certezza del secondo posto e mira ai 3 punti contro il Picerno lunedì al Massimino. Viali al lavoro sugli automatismi in attacco. Forte accelera, ma non saranno presi rischi. Bentrovati. A Forza d'Agro nel Messinese, arresti domiciliari per associazione per delinquere per il sindaco Miliadò, 2 consiglieri comunali e altre 2 persone indagate. L'inchiesta è sui trasferimenti fittizi di residenza nel piccolo comune a ridosso delle elezioni del 2024. 67 le persone complessivamente coinvolte. Servizio di Francesco Triolo. Quei 96 trasferimenti di residenza proprio in prossimità delle elezioni amministrative del 2024 in un piccolo paese come Forza d'Agro che conta appena 835 abitanti non erano passate inosservate. Trasferimenti in alcuni casi avvenuti appena in tempo rispetto ai 45 giorni necessari prima delle elezioni. L'inchiesta avviata dalla Procura di Messina dopo una segnalazione di anomalie ha portato questa mattina a 5 ordinanze cautelari per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla falsità del pubblico ufficiale in atti pubblici. Ai domiciliari sono finiti il sindaco di Forza d'Agro, Bruno Miliadò, un consigliere comunale, un agente e un ausiliare del traffico della polizia municipale ed è stato disposto il divieto di dimora a carico di un altro consigliere comunale. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, le indagini avrebbero fatto emergere l'esistenza di un presunto sodalizio criminale dedito alla produzione di falsi atti pubblici, in particolare attestazioni di residenza fittizie, un sistema che sempre secondo l'ipotesi accusatoria, sarebbe stato finalizzato a influenzare le consultazioni amministrative dell'8 e 9 giugno del 2024 per il rinnovo del Consiglio Comunale alla carica di sindaco di Forza d'Agro. Sono coinvolte anche altre 67 persone per avere concorso a formare falsi verbali di accertamento di iscrizione anagrafica con false dichiarazioni di dimora abituale, così da poter votare in quel comune. Dalle indagini è emerso come la residenza era attestata in immobili inesistenti, disabitati e in disuso, in alcuni casi nelle camere di 2 alberghi riconducibili al sindaco ed ad uno dei consiglieri comunali indagati, e in un caso anche in uno stabilimento balneare della frazione Fondacoparrino. False sono risultate 59 richieste su 96. In quelle elezioni, dove votarono 673 aventi diritto, Miliadò vinse con uno scarto di 30 voti, mentre la lista che lo sosteneva si è affermata con 40 preferenze di scarto.
Palermo, truffa sui fondi europei nell'ambito della ricerca farmaceutica universitaria. Sono 23 gli indagati fra professori universitari, ricercatori e imprenditori, ma il giudice delle indagini preliminari ha respinto la richiesta di arresto per 17 di loro. I fatti, dice, sono troppo lontani nel tempo. Manlio Viola. Truffa aggravata e falso materiale nell'ambito dell'uso dei fondi europei per la ricerca. Con queste accuse la Procura europea indaga a Palermo su 23 fra professori universitari, ricercatori ed imprenditori. L'inchiesta riguarda il progetto di ricerca BITOS e nasce dalle dichiarazioni di 2 ricercatori che hanno raccontato agli inquirenti come alcuni professori siano stati pagati senza aver mai contribuito e come siano state rendicontate spese per materiali e acquisti di attrezzature mai realizzati grazie ad accordi fra professori e imprenditori. Il progetto BITOS è una ricerca nel campo delle tecnologie biologiche, chimiche e farmaceutiche. Indagando sulle attività del Dipartimento dell'Università di Palermo, diretto dal professor Vincenzo Arizza, i PM Geri Ferrara e Amelia Luise si sarebbero poi imbattuti anche in altri progetti come la ricerca Smiling. Nel mirino della Procura anche Antonino Fabrizio, amministratore e titolare di fatto dell'Associazione Progetto Giovani e dell'Associazione Più Servizi Sicilia. La truffa ipotizzata risale agli anni fra il 2018 e il 2023. A dicembre del 2024 la Procura europea avanzò al GIP 17 richieste di arresto, tutte respinte dallo stesso GIP lo scorso 6 febbraio. Per il magistrato a impedire l'applicazione dei provvedimenti cautelari sarebbe la risalenza nel tempo delle condotte. Troppo dunque il tempo trascorso dalla commissione dei reati perché possano configurarsi i motivi di arresto. Gli indagati hanno già reso gli interrogatori preventivi e adesso la Procura ha presentato un ricorso al Tribunale del riesame contro la decisione del GIP. A Palermo sequestrati beni per 4 milioni ai familiari di Domenico Maniscalco, imprenditore edile di Sciacca, morto a 59 anni e coinvolto in un'inchiesta su una famiglia mafiosa dell'Agrigentino. Tra i beni sequestrati una società, immobili, terreni, auto e conti finanziari. Ancora a Palermo si allarga l'inchiesta su mafia e appalti pubblici. Arrestato un altro funzionario regionale, Francesco Mangiapane, con l'accusa di aver intascato una tangente da 10.000 euro per un appalto a Castelvetrano. Emanuela Corsi. Si allarga l'inchiesta su mafia e appalti pubblici della Procura di Palermo con l'arresto per corruzione di un altro funzionario regionale. Il nome è quello di Francesco Mangiapane, direttore dei lavori dell'appalto per il dragaggio del porticciolo di Marinella di Selinunte a Castelvetrano e il trasporto in discarica della Posidonia raccolta e stoccata nell'area del polo tecnologico di Contrada Airone. Quest'ultimo dato in subappalto a Giovanni Filardo, cugino del boss Matteo Messina Denaro, già condannato per mafia. Obbligo di firma e interdizione dall'attività di impresa per un anno per l'imprenditore barcellonese Giovanni Aveni, che grazie alla sua parziale collaborazione ha ottenuto una misura cautelare meno afflittiva. Secondo la ricostruzione della Procura, Aveni ha consegnato 10.000 euro in contanti sia a Mangiapane che al dirigente dell'assessorato alle infrastrutture Giancarlo Teresi, arrestato nelle scorse settimane assieme al boss di Favara Carmelo Vetro. Aveni ha ammesso di aver pagato le tangenti a fronte di esplicite richieste per evitare problemi al cantiere. Mangiapane ha respinto le accuse, ma per il GIP le sue dichiarazioni non appaiono convincenti, soprattutto alla luce delle intercettazioni dei contatti con Filardo, come detto cugino di Messina Denaro. Intanto Teresi e Vetro restano in carcere. Ieri il Tribunale del riesame ha respinto il ricorso presentato dalle difese per la revoca delle misure restrittive. Quanti voti controlla la mafia? Qual è il peccato della politica? È impietosa l'analisi del procuratore di Catania Curcio sul rapporto mafia-politica, appunto, e il ruolo dei magistrati nella mancata selezione della classe dirigente. L'intervista è di Lorena Dolci. In questo connubio con la politica come si è andato evolvendo negli ultimi anni? La mafia diventa sempre più colletto bianco, non ha più bisogno di corrompere i politici perché sono, diciamo, una loro stessa emanazione. Ma esiste, per così dire, una forma di corruzione, se vogliamo, che è quella elettorale. E cioè il politico cosa vuole? Più che i soldi, vuole il potere, vuole gestire i flussi economici. Da qui poi può trarne anche dei vantaggi personali. Ma quello che gli interessa è occupare una postazione dalla quale gestisce i flussi economici che vengono dalla regione, che vengono dall'Unione Europea, che vengono dallo Stato italiano.
E per poterlo fare che cosa ha bisogno? Di voti. Ora mi dirà lei, ma la mafia quanti voti può controllare? Ma anche se fossero il 5% sono decisivi, perché se lei sposta il 5% da una parte o dall'altra vuol dire che poi sposta in realtà il 10%, e quindi chi ha il 41 avrà il 51 delle preferenze, non so se sono stato chiaro, quindi ha un ruolo fondamentale in questa logica, per cui e qui è il peccato della politica, cioè che aspetta che i magistrati facciano le indagini e facciano la condanna definitiva, abbiano la condanna definitiva. Ma non è che, voglio dire, è un diritto assoluto quello di fare il sindaco. Si fa fare il sindaco alle persone che non risultano specchiate anche all'esterno. Quindi le mele marce andrebbero allontanate fin da subito, al sorgere del primo sospetto. Palermo, 3 deputati del gruppo Sud Chiama Nord, De Luca, Sciotto e Lombardo, si sono dimessi dall'Assemblea regionale siciliana. Vogliono lo scioglimento della stessa assemblea. Raccolgono infatti, cercano di raccogliere 36 firme dei deputati regionali. Secondo lo statuto, infatti, le dimissioni della metà più uno dei deputati regionali, cioè 36 appunto, porterebbe allo scioglimento anticipato e il ritorno alle urne. Il governo in Sicilia deve andare a casa, così il presidente dei 5 Stelle Conte oggi a Palermo. Sentiamo un passaggio. La questione siciliana e la questione italiana. Questa giunta oggi deve andare a casa. Se ha dignità politica, se ha un senso ancora residuo di responsabilità, deve andare a casa e deve consentire ai cittadini di questa comunità siciliana di potersi esprimere nuovamente. Sono tanti i segnali di inefficienza. Io sono rimasto anche particolarmente colpito quando ho visto che per rispondere ai deliri di chi vuole in questo momento si è buttato avanti per costruire un ponte sullo stretto, quando le infrastrutture viarie, ferroviarie qui in Sicilia non funzionano ancora, richiedono ancora tantissimi investimenti, è arrivato sinanche a sottrarre, a drenare risorse, i fondi di coesione. E se tu mi togli quei fondi per colmare le diseguaglianze economiche e sociali e li butti in un progetto che la Corte dei Conti ti ha bocciato, allora vuol dire che veramente dai uno schiaffo a un'intera comunità. Le altre notizie: donna trovata morta in casa a Palermo, i genitori della vittima chiamano in causa il marito che però nega ed è indagato per omicidio preterintenzionale. La procura ha disposto l'autopsia. Marco Gullà. Sarebbe stata trovata morta in casa, distesa per terra, accanto al letto, e nulla, per il momento, farebbe pensare a un delitto, ma secondo la madre della vittima non si tratterebbe di un decesso per cause naturali. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo di Gherda Caruso, 50 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto sabato scorso nell'appartamento di via Maccionello a Palermo, a 2 passi dall'ospedale Cervello, in cui abitava con il marito, un uomo di 46 anni, Giuseppe Greco, attualmente unico indagato per omicidio preterintenzionale, è il figlio. I fatti risalgono allo scorso 25 marzo. La donna, secondo una prima ricostruzione, era nell'appartamento insieme al figlio appena adolescente. A rinvenire il cadavere sarebbe stato però il marito, un autotrasportatore sempre in giro alla guida di un tir che nelle ore precedenti aveva provato a chiamare la donna senza ricevere alcuna risposta. Insospettito dalla situazione, l'uomo avrebbe deciso di tornare a casa per controllare se ci fossero problemi. Una volta varcato l'ingresso, la macabra scoperta. Un vicino di casa e familiare della vittima ai nostri microfoni parla così. Cioè, non ci vedo niente di anormale, diciamo. Questi rapporti come sono? Come erano? Per me normali. Il bambino è tenuto benissimo. Sapete che il bambino... Per i genitori della donna, che non avrebbero avuto mai dei rapporti idilliaci con il genero, qualcuno potrebbe aver ucciso Gherda facendo in modo che nessuno potesse pensare a un omicidio. Ignoto al momento l'eventuale movente. Gela, dopo l'accoltellamento ieri in un bar di un giovane da parte di un coetaneo, il procuratore Vella denuncia la crescente diffusione delle armi tra i ragazzi e lancia l'allarme. Non si tratta più di casi isolati, ma di un fenomeno purtroppo stabile. Gerry Italia.
Dopo l'accoltellamento di lunedì sera e l'arresto lampo dell'accoltellatore, il procuratore capo Salvatore Vella torna a lanciare l'allarme sulla violenza tra i giovani, indicando con chiarezza un cambiamento profondo. Oggi anche le liti più banali rischiano di trasformarsi in aggressioni armate, non più un episodio isolato, ma il segnale di una deriva ormai strutturale. Non si tratta più di emergenze episodiche, i casi registrati negli ultimi mesi raccontano un'escalation costante, un dato che preoccupa soprattutto per la rapidità con cui le situazioni degenerano. Pochi secondi, una discussione e si passa alla violenza. Un salto che, sottolinea la Procura, segna un cambiamento culturale prima ancora che criminale. Continua a sembrare che nel caso in cui avvenga una lite l'unico strumento per affermare la propria persona o il rispetto del proprio onore sia fare sgorgare il sangue. Questo è una situazione che va oltre, quello che può essere consentito in una realtà produttiva, viva, socialmente viva, appunto come Gela. Da qui l'appello: non basta l'azione delle forze dell'ordine, serve una risposta più ampia che coinvolga famiglie, scuole e tutte le agenzie educative. Fare rete, prevenire e intervenire prima che il conflitto esploda. Se avete amici che vanno in giro armati anche soltanto di un coltello, ditegli che è una stupidaggine, perché da una semplice lite si può arrivare ad un omicidio, quindi ad una vita che si perde, o a una vita che si perde in carcere, perché se ammazzi qualcuno con un coltello rischi seriamente l'ergastolo, quindi di andare in carcere e non uscire più a 20 anni. A Catania un 29enne è stato arrestato per tentata estorsione, ha minacciato di morte un collega parcheggiatore abusivo sul lungomare di Ognina, perché secondo lui aveva invaso la sua zona di competenza e si era rifiutato di consegnargli l'incasso, 5 euro. Nel Borgo Marinaro, ricordiamo, il 30 maggio dell'anno scorso un parcheggiatore abusivo ha ucciso il pasticcere Santoré. Arriva l'emendamento Salva Ristori che sblocca gli aiuti in Sicilia per il dopo Harry e la frana di Niscemi. Restano le polemiche sui ritardi per i quali era stato chiamato in causa il governo. Eva Spampinato. Arriva adesso, ma viene da chiedersi perché non prima. L'emendamento Salva Ristori per le imprese colpite dal ciclone Harry spunta solo pochi giorni dopo lo scontro tra governo nazionale e regione Sicilia. Ma già 45 giorni fa INPS e Ministero dell'Economia avevano segnalato la potenziale incostituzionalità della norma siciliana. Un tempo utile dunque per scrivere l'emendamento, ovvero la modifica di un testo normativo, e non far partire né l'impugnativa né le polemiche. Una coincidenza certo che fa discutere. Ma qualcosa si è inceppato. La Regione ha promesso e già erogato oltre 40 milioni di euro alle imprese colpite dal ciclone Harry, ma il governo nazionale ha impugnato la legge regionale. Il nodo, una deroga al DURC, il documento che certifica la regolarità contributiva delle imprese. Da Roma si parla di problema tecnico. Il presidente della Regione Schifani rassicura si risolve tutto con un emendamento nazionale. Emendamento che arriva con le firme dei ministri Calderone e Musumeci. In pratica una sanatoria che permetterà alle aziende di ottenere comunque gli aiuti. Ma le opposizioni attaccano e parlano di ritardi evitabili, se non addirittura di tensioni politiche. Il dubbio resta, perché aspettare più di un mese per intervenire? E poi i famosi centinaia di milioni di ristori per Harry e Niscemi promessi da Palazzo Chigi? Tavolo tecnico alla Regione sul piano industriale del sito della STM di Catania. Confermati 5 miliardi di investimenti fino al 2034, previste 2.000 nuove assunzioni di personale altamente qualificato nei prossimi anni. Giusy Lazzara. Niente chiusura al momento dei 2 reparti storici del sito del colosso dell'elettronica ST di Catania. C'è anche la previsione di un incremento di personale altamente specializzato per 2.000 nuove unità nei prossimi anni. Questo quanto annunciato dall'ST nel tavolo tecnico convocato alla Regione sul piano industriale. Confermati 5,1 miliardi di investimenti fino al 2034. Dei fondi stanziati 3,1 miliardi sono dell'ST, 1,7 milioni del Ministero del Made in Italy e 300 milioni della Regione. Per i 550 dipendenti che rischiavano il posto per la chiusura dei reparti CT6 e IVS, adesso si aprono nuove prospettive. Le assunzioni future, dice Angelo Mazzeo delle UGL Metalmeccanici, allargano la forbice tra i 2.000 e 3.000 unità, ma sono condizionate all'incremento del mercato dei prossimi anni. Anche il dato sulla produzione di 5.000 wafer di nuova tecnologia spostati di un anno dal 2027 al 2028
2028 presentano criticità. Bisogna, aggiunge Mazzeo, anche mettere in sicurezza le tecnologie attuali, mantenendo il silicio sul modulo 5. Ad Acireale, con il premio Continella, si è conclusa la rassegna Marzo, il mese della cultura. Protagonista dell'ultimo incontro il limone, tra storia, arte e cultura. Orazio Longo. Il limone non solo come prodotto agricolo ma come simbolo identitario del territorio. Con il premio Continella ad Acireale si è conclusa la rassegna Marzo, il mese della cultura. Focus della tavola rotonda, quello di riportare al centro del dibattito il valore storico dell'agrumicoltura e il suo contributo per la crescita della città, un tempo conosciuta come la Riviera dei Limoni. Tante attività di interesse scientifico e non soltanto hanno riportato l'interesse verso questa coltura per cercare di mantenere la produzione, mantenere un paesaggio che ha fatto sì che la città di Acireale fosse identificata come la Riviera dei Limoni e che questo paesaggio possa essere mantenuto, e lo sarà soltanto se anche da un punto di vista economico questo limone continuerà a dare reddito agli agricoltori. Consegnato il premio Continella al professor Giuseppe Barbera, docente di colture arboree dell'Università di Palermo. Finalmente, lentamente, ma ci siamo arrivati, devo dire, e abbiamo capito che la grande carta da giocare adesso per la limonicoltura, ma lo stesso discorso vale per il mandarino, per l'arancio, per gli agrumi siciliani, giocarci non soltanto la qualità di cui siamo assolutamente capaci, ma anche questa storia che abbiamo alle spalle. Marzo, il mese della cultura, è stato un percorso articolato che per tutto il mese ha offerto momenti di approfondimento con incontri e riflessioni dalla letteratura al cinema, alla musica, all'attualità. Flop azzurro. L'Italia fallisce ancora una volta la qualificazione ai mondiali di calcio. Ecco inevitabile l'umore nero degli appassionati. Tonino De Mana. Ma come si fa adesso senza mondiale? Senza mondiale è veramente una iettatorre, un disastro. Dramma, fallimento, disastro e poi un eloquente e significativo tutti a casa. Il day after di Bosnia-Italia è un concentrato di rabbia e frustrazione. Sì, perché la nazionale, 4 titoli continentali vinti, guarderà in TV i mondiali, esclusa per la terza volta consecutiva. Fatali l'espulsione di Bastoni, gli errori di Ken, Pio Esposito e Di Marco e la lotteria dei rigori. Palpabile e comprensibile la delusione. L'immagine simbolo è questo scudettino dell'Italia, manca tutto, ma cosa manca? Manca tutte cose, la presidenza, tutte cose. I tuoi figli quanti anni hanno? Uno 8 e uno 1 anno e mezzo. Quello di 8 non ha visto un mondiale? Mai niente. Forse l'europeo se se lo ricorda, ho 4 anni. Che stai guardando e riguardando il rigore di Esposito? No, io non lo sto riguardando perché l'Italia ha fatto schifo ieri sera. Tu cosa ne pensi che non sia mai mondiale? Ma non sa manco cos'è il mondiale, non ha mai visto i mondiali. Lo sai cos'è, che non l'hai mai visti perché non ci siamo mai qualificati. Umore nero per gli sportivi. Questo edicolante racchiude il pensiero di migliaia di italiani. La vittoria avrebbe incrementato sicuramente la voglia di comprarlo, anche perché sarebbe stato quasi un numero da collezione, visto che è la terza volta che non ci andiamo. Se andrà bene, se ne riparlerà tra 4 anni. Siamo fuori dal mondo, ma c'è chi si consola. Quanta rabbia c'è per l'eliminazione? Poca, perché non seguo il calcio, preferisco il rugby. Il rugby, la pallavolo, Sinner, Kimi Antonelli. Per fortuna c'è un'altra Italia, giovane, ambiziosa e vincente. Per fortuna sì, davvero. Breve pausa, tra poco il calcio giocato con il Catania che prepara la sfida con il Picerno in cerca dell'aritmatica certezza del secondo posto. Vi aspetto. Il Catania cerca la matematica certezza del secondo posto per preparare poi i play-off. Marco Carli. Se non è già centrato, poco ci manca. Il secondo posto, abbondantemente blindato con la vittoria di Latina e i risultati delle avversarie dirette dell'ultimo turno, ha bisogno della matematica. E anche per avere o rendere più vicino il conforto definitivo dei numeri, i 3 punti con il Picerno lunedì sarebbero importanti, oltre che per dare seguito ai progressi evidenziati dal Catania, soprattutto nella prima metà del secondo tempo del Francioni, quando i rossazzurri sono stati padroni del campo. Viali lavora proprio per questo. Il macro
l'obiettivo l'ha definito: la fase offensiva. Fare, apprendere i concetti è il tema dominante, è, se vogliamo, il motivo preponderante per cui l'allenatore è stato scelto. Un altro obiettivo è il recupero dei giocatori che possono fare la differenza. Ciccarelli continua ad aumentare il minutaggio, Forte sta accelerando, ma è molto difficile che venga rischiato per la partita con il Picerno. Dunque Caturano e Lunetta si divideranno ancora il peso dell'attacco, supportati dal ritrovato Bruzzaniti, da D'Ausilio e Jimenez, oltre che appunto da Ciccarelli. Intanto aumentano le rotazioni dietro, con Carnielutti che con la difesa a 4 può tornare protagonista, e al centro in cui Di Noia può dare un aiuto consistente. 2 partite, 2 lunedì con Picerno e Crotone per definire anche matematicamente la posizione in classifica, e poi un mese per presentarsi al meglio ai playoff. È l'obiettivo. Il Catania ci sta già lavorando. Noi ci fermiamo qui, grazie per l'attenzione, appuntamento alle 8, buon pomeriggio.